Il brano che vi proponiamo oggi si intitola La suonata dei maccheroni. È una canzone che fa parte della tradizione popolare arianese, la quale veniva eseguita durante i matrimoni, durante le feste nuziali. Quando c'era il banchetto, l'orchestra non suonava. L'orchestra, l'unico pezzo, l'unico brano eseguito dall'orchestra durante il banchetto era per l'appunto la suonata delle maccheroni. Ciò stava a significare che il piatto successivo che i camerieri avrebbero servito erano per l'appunto i maccheroni. La festa vera e propria iniziava alla fine del pranzo, quando c'era il primo ballo che era dedicato agli sposi, il secondo agli sposi con i testimoni, i cosiddetti compare d'Aniello, il terzo sposi, testimoni e genitori. Dopodiché le danze si aprivano per tutti. Questa canzone è molto simpatica, divertente, decanta la bontà dei maccheroni e Leonardo l'ha trascritta musicalmente, ha fatto lo spartito musicale. Agostino la conosce bene perché l'ha cantata molte volte proprio durante questi banchetti nuziali e ve la proponiamo sperando che sia di vostro gradimento, per non dimenticare le nostre tradizioni. Insomma, speriamo che vi piaccia. Grazie per la visione.